C'è anche Monsignor Baldo Reina tra i nuovi cardinali che verranno nominati l'8 dicembre. Arresti e sequestro di aziende a Palermo da parte dei finanzieri. Dopo la denuncia di Mare Amico si bonifica l'area del poligono. Fiera del Rosario a Raffadali, alla scoperta del Teatro Pirandello. A Racalmuto il Festival Pirandelliano 2024 e i premi Montalbano e Caos. A Racalmuto al centro la ristorazione con il Festival Fuazza. Per lo sport calcio, sconfitte in casa per l'Acragas e la Castrum Favara. Bentrovati da TVA Notizie. Papa Francesco ieri all'Angelus ha annunciato un concistoro per il prossimo 8 dicembre con la nomina di 21 cardinali, tra i quali Don Baldo Reina, che da oggi, ha detto il Papa, sarà anche vicario generale per la diocesi di Roma. Monsignor Reina, originario di San Giovanni Gemini, da vicario generale ha scritto una lettera ai fedeli. Sono grato al Santo Padre, scrive, per la fiducia che mi ha dato, nominandomi prima suo vescovo ausiliare, poi vice gerente e adesso suo vicario generale per la diocesi di Roma. Accolgo con trepidazione, scrive ancora Reina, l'ulteriore responsabilità che mi affida oggi per servire la sua diocesi. E adesso sono lieto di annunciare che l'8 dicembre prossimo terrò un consistorio per la nomina di nuovi cardinali. La loro provenienza esprime l'universalità della Chiesa che continua ad annunciare l'amore misericordioso di Dio a tutti gli uomini della terra. L'inserimento dei nuovi cardinali nella diocesi di Roma inoltre manifesta l'inscindibile legame tra la sede di Pietro e le chiese particolari diffuse nel mondo. Ecco i nomi dei nuovi cardinali. Sua Eccellenza Monsignor Angelo Acerbi, Nunzio Apostolico. Sua Eccellenza Monsignor Carlos Gustavo Castillo Mazzasoglio, Arcivescovo di Lima, Perù. Sua Eccellenza Monsignor Vicente Bocalic Egli, Arcivescovo di Santiago dello Estero, Primato dell'Argentina. Sua Eccellenza Monsignor Gerardo Cabrera Herrera, Arcivescovo di Guayaquil, Ecuador. Sua Eccellenza Monsignor Natalio Chomalí Garib, Arcivescovo di Santiago del Cile. Sua Eccellenza Monsignor Tarcisio Isao Kikuchi, Arcivescovo di Tokyo, Giappone. Sua Eccellenza Monsignor Pablo Virgilio Siongo David, Vescovo di Caloocan, Filippine. Sua Eccellenza Monsignor Ladislav Demet, Arcivescovo di Beograd Smederevo, Serbia. Sua Eccellenza Monsignor Jaime Spengler, Arcivescovo di Porto Alegre. Sua Eccellenza Monsignor Ignaz Bessi Dogbo, Arcivescovo di Abidjan, Costa d'Avorio. Sua Eccellenza Monsignor Jean Paul Vasco, Arcivescovo di Alger, Algeria. Sua Eccellenza Monsignor Pascalis Bruno Silkur, Vescovo di Bogor, Indonesia. Sua Eccellenza Monsignor Joseph Mathieu, Arcivescovo di Teheran, Ispahan, Iran. Sua Eccellenza Monsignor Roberto Repole, Arcivescovo di Torino. Sua Eccellenza Monsignor Baldassare Reina, da oggi Vicario Generale della Diocesi di Roma. Sua Eccellenza
Monsignor Francis Leo, Arcivescovo di Toronto, Canada. Sua Eccellenza Monsignor Rolandas Macricas, Arciprete coadiutore della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Sua Eccellenza Monsignor Mikola Bichok, Vescovo dell'Eparchia St. Peter and Paul of Melbourne, delle Ucraine. Il Reverendo Padre Peter Josef Radlich, teologo. Reverendo Padre Fabio Baggio, Sottosegretario della Sezione Migranti e Rifugiati nel Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Monsignor George Jacob Kovakat, ufficiale della Segreteria di Stato, responsabile dei viaggi papali. Preghiamo per i nuovi cardinali, affinché confermando la loro adesione a Cristo, sommo sacerdote misericordioso e fedele, mi aiutino nel ministero di Vescovo di Roma per il bene di tutto il santo popolo di Dio. E a tutti voi vi auguro una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Veniamo alla cronaca. Operazione della Guardia di Finanza a Palermo. Sequestrate 9 aziende ed eseguiti 4 arresti. Diversi i reati contestati. Arturo Cantella. 3 persone in carcere e una ai domiciliari nell'operazione della Guardia di Finanza di Palermo che ha portato al sequestro di 350.000 euro e 9 società, tra immobiliari, ristorazione, soprattutto in Brasile, ma in Italia, Svizzera e Hong Kong. L'ordinanza cautelare emessa dal GIP di Palermo su richiesta della DDA. Gli indagati sono indiziati a vario titolo di concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, riciclaggio e autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, reati aggravati dalle finalità di aver agevolato importanti famiglie mafiose. L'operazione si inserisce nell'ambito dell'indagine che lo scorso 13 agosto ha portato all'arresto in Brasile dell'imprenditore Giuseppe Bruno e al sequestro sempre in Sud America di disponibilità finanziarie per beni di 50 milioni di euro. Entrambe le misure erano state disposte dal secondo Tribunale federale del Rio Grande in Brasile all'esito di un'inchiesta sviluppata a partire da riscontri investigativi acquisiti dalla DDA di Palermo, condivisi con le autorità brasiliane nel quadro di una squadra investigativa comune istituita con il coinvolgimento della DDA antiterrorismo e di Eurojust. Giuseppe Calvaruso, il reggente del mandante mafioso Pagliarelli, con la complicità di Bruno, si serviva delle prestazioni di esperti professionisti nel nord Italia, ha investito in Brasile capitali frutto delle attività di Cosa Nostra, in particolare del mandamento di appartenenza. Tra questi i soldi raccolti dall'estorsione compiuta ai danni di imprenditori palermitani. Anche il denaro, stando a quanto emerso dalle investigazioni dell'Italia, sarebbe stato trasferito in Brasile attraverso meccanismi di riciclaggio, transitando in molti casi su conti correnti all'estero. 500 milioni di euro era questo il valore, secondo una prima stima delle società gestite nel tempo dagli indagati con l'ausilio di vari prestanomi. Il GIP ha ravvisato la sussistenza di esigenze cautelari per Giuseppe Calvaruso di 47 anni, Giuseppe Bruno 51 anni, Giovanni Caruso 53 anni, Rosa Simoncini 73 anni, madre dell'imprenditore Bruno. L'operazione è l'esito di un'attività investigativa per far luce sulle cointeressenze di esponenti di spicco di Cosa Nostra palermitana in compagini societarie in Italia e all'estero, in particolare in Brasile. Palermo ricorda il piccolo Claudio Domino, ucciso a 11 anni, 38 anni fa. Abbiamo sentito un rumore, è arrivato questo ragazzino dicendo hanno sparato a Claudio. Mio figlio era riverso in una pozza di sangue a terra ed era stato colpito da un colpo di pistola. Morire a 11 anni con un colpo di pistola alla testa mentre si gioca per strada in una tiepida giornata di ottobre, senza una spiegazione, senza una verità e di conseguenza senza una giustizia. È come morire ogni giorno. Ed è esattamente questa la storia del piccolo Claudio Domino, assassinato il 7 ottobre del 1986 a San Lorenzo, nella via che oggi porta il suo nome.
Claudio Domino è stato ricordato questa mattina alle ore 9:30 davanti alla lapide, sistemata in sua memoria proprio nel luogo in cui fu assassinato, la scuola Ignazio Florio, che era quella frequentata dal bambino. Ha invece indetto un concorso che porta il suo nome, poesie e immagini dedicate ai bambini innocenti, vittime di mafia. La ricerca della verità sull'omicidio finora non ha portato a nulla, anche se gli sforzi sono stati tanti. Dopo che Graziella Accetta si era incatenata davanti al Palazzo di Giustizia a maggio del 2021, l'allora procuratore capo di Palermo Francesco Loboi, oggi a Roma, assieme all'aggiunto Salvatore De Luca, avevano deciso di riaprire le indagini sul caso. A fine settembre i genitori del ragazzino sono stati sentiti dalla Commissione regionale antimafia. Claudio Domino venne eliminato con un colpo di pistola alla testa. Si formularono diverse ipotesi, ma nessuna ha finora portato ad individuare un colpevole e neppure un movente, a dirla tutta. Si pensò che il bambino potesse essere stato lo scomodo testimone di qualche episodio legato allo smercio di droga, ma anche a una ritorsione nei confronti dei suoi genitori, che con la loro azienda si erano aggiudicati la pulizia dell'aula bunker del Lucciardone, dove in quei mesi era in corso il maxi processo, e l'omicidio del ragazzino di 11 anni entrò pienamente nello storico dibattimento col quale peraltro, e non è proprio un dettaglio, venne violata la pax mafiosa siglata dai boss mentre era in corso il processo. L'uccisione del bambino portò uno degli imputati eccellenti del maxi processo a prendere addirittura la parola. Fu Giovanni Bontate, fratello di Stefano, il principe di Villa Grazia, ad alzarsi davanti alla corte a prendere le distanze dall'assassinio. Non parlò però solo di sé, ma utilizzò il noi, ammettendo di fatto l'esistenza di un'organizzazione criminale. Proprio quest'ultimo aspetto ha spinto la madre di Claudio a sostenere che l'uccisione del figlio avesse fatto comodo allo Stato e che magari la chiave del giallo avrebbe potuto essere trovata seguendo questo punto di partenza. Non solo, lo scorso anno Accetta ha messo in evidenza che alcuni elementi importanti per risolvere il caso sarebbero emersi durante il processo per l'omicidio dell'agente Nino Agostino, eliminato assieme alla moglie incinta Ida Castelluccio il 5 agosto dell'89. In particolare, secondo quanto riferito dalla mamma di Claudio Domino, la sorella del poliziotto Nunzia, testimoniando in aula, avrebbe spiegato che la sua famiglia ad un certo punto avrebbe ricevuto delle pressioni per cambiare avvocato, che all'epoca era l'ex magistrato Carlo Palermo, e per abbandonare le tesi che avrebbero portato a un coinvolgimento dei servizi nell'uccisione della coppia. Altrimenti, e questo sarebbe stato il ricatto, Nino Agostino avrebbe anche potuto essere accusato di aver ucciso Claudio Domino, elementi sui quali la famiglia del bambino ha chiesto che si facciano degli accertamenti. Ad oggi però, dopo 38 anni, il delitto resta un mistero. Dopo la denuncia di Mare Amico si bonifica l'area utilizzata come poligono. Vediamo il servizio di Arturo Cantella. Nel mese di ottobre del 2021 Mare Amico ha presentato una denuncia riguardante il possibile e probabile inquinamento da metalli pesanti nell'area di Dresi, da oltre 60 anni utilizzata come poligono di tiro dell'esercito. La Procura di Agrigento ha quindi avviato le indagini e, dopo gli accertamenti effettuati dai carabinieri del nucleo forestale e ambientale in collaborazione con l'ARPA regionale, è stato accertato il superamento dei livelli di sicurezza previsti per quel tipo di zona. Oggi, afferma Mare Amico, finalmente è iniziata la bonifica della zona. Il prossimo step sarà rappresentato dalla bonifica del mare prospiciente l'area, poiché è inquinato dall'enorme presenza di ogive contenute nei proiettili utilizzati negli anni e finiti in mare, come richiesto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito a seguito del sopralluogo effettuato a Drasi il 7 aprile del 2017. Dopo il restauro del muro da parte del Comitato di Quartiere Fontanella Insieme, sono iniziati i lavori per realizzare un murales nella via Alessio Di Giovanni.
Al lavoro gli stessi giovani del comitato che si sono dati appuntamento anche ieri assieme all'artista Gabriella Fanara. Con il murales che verrà presto inaugurato si tende a migliorare ancora di più la zona dove c'è già il parco giochi l'Isola dell'Allegria. E adesso l'intervista di Arturo Cantella al deputato Calogero Pisano, il quale ci parla di teatro e aeroporto di Agrigento. Onorevole Pisano, presente a questa conferenza stampa che parla dei teatri e del suo impegno alla Camera per la realizzazione di questo progetto. Oggi sono molto felice di partecipare a questa conferenza stampa e qui mi ha invitato Francesco Bellomo perché ha dato seguito a un emendamento che qualche mese fa ho fatto io, che riguarda naturalmente il riconoscimento dei teatri e monumenti nazionali. Nella mia idea di naturalmente dell'inserimento dei teatri per farlo diventare monumenti nazionali, in cui sono ben 7 nella nostra provincia, lui ha dato seguito a una mia idea, che è quella della circuitazione, quello di un marchio culturale che nasce nella nostra provincia per portare avanti iniziative culturali, ma soprattutto creare lavoro e sviluppo in quell'ambito. Quindi i 7 monumenti nazionali li voglio ricordare: Sambuca, Menfi, Licata, Agrigento, Racalvuto, Santa Margherita Bellice e Canicattì. Naturalmente da là si inizia un percorso di Festival Pirandelliano, chiamato Festival Pirandelliano, ma quello va veramente la circuitazione che verrà fatta all'interno di questi teatri e soprattutto la messa in rete all'interno delle amministrazioni comunali e naturalmente dei teatri. Questo cosa ci permetterà? Ci permetterà di dare un prodotto culturale di eccellenza e soprattutto di esportarlo al di fuori della nostra provincia. Quindi diciamo sono ben lieto e ben contento di aver partecipato a questa conferenza stampa. Onorevole, giorni fa è uscita la notizia che la Camera ha preso in considerazione un suo impegno per il futuro aeroporto, ce ne parli? Sì, sull'aeroporto, come ormai ne parliamo più di un anno, a piccoli passi stiamo arrivando all'obiettivo finale e quindi diciamo che già abbiamo presentato il progetto, la provincia ha già presentato il progetto non naturalmente esecutivo ma uno schema di progetto, si stanno naturalmente facendo tutti i passaggi ministeriali che è giusto fare e spero entro dicembre di avere delle buone notizie per la nostra comunità agrigentina. 2 anni di impegno alla Camera, come li possiamo sintetizzare? Meravigliosi. E adesso l'ampia pagina dedicata agli eventi, alla scoperta del Teatro Pirandello di Agrigento con Marco Savatteri che fa da cicerone. Vediamo di che si tratta. Bisogna prenotarsi. Regina Margherita di Savoia, la signora Qualunque. Allora cominciamo la nostra Siracusa. Voi? Siracusa? Trieste. Wow, meravigliosa città. Ci spostiamo. Facciamo una cosa che di solito non si fa. 1881 questo teatro viene intitolato alla Regina Margherita. Ed era pensato un po' agghindato. Posso immaginare che ci siano state scene del genere con i paggi e con la regina che si sarà persa all'interno di questo non così grande teatro. Bellissimo, complimenti. Io però temo di essermi persa, stavo cercando il palchetto reale, mio marito Umberto. Sì, il nostro re, amatissimo sovrano. Paggi! Vostra maestà, dov'è finita la regina? Qui un attimo fa. In qualche modo un po' come Cinecittà per il cinema. Allora questa... Eccomi, son qui, il pubblico mi adora e viene a sentirmi cantar. Attrice di questo teatro. Siete qui per ammirarmi. Certo. Oh, eccoci, siamo pronti. Signori, scusate, siamo al grande debutto, mi devo concentrare. Sono o non sono la prima attrice? Sono la prima attrice di questo teatro, dunque ancora il dialogo
da capo, maestro. Oggi è tutto meccanizzato, tutto elettrificato. Una volta lo si muoveva con le funi e con le corde. Come ci hanno insegnato le frane della nostra città. Possiamo scendere nei sotterranei del nostro teatro. Ci sono dei percorsi visitabili guidati ovviamente, per una questione di sicurezza e di tranquillità. I poggi oggi ad Agrigento sono per la maggior parte. La cavo? Sì, tantissimo, Lo sapevo! Si apre. Ma quanto è bello il Teatro Pirandello! Margherita. Prego? Questo è il Teatro Regina Margherita, porta il mio nome. Questo è il Teatro Luigi Pirandello, porta il mio nome. No, nessuno può saperlo meglio di me. Mi è stato intitolato nel 1881 a seguito di una cerimonia solenne per una mia visita qui a Girgenti. Mi è stato intitolato nel 1946 con una solenne cerimonia perché io sono di Girgenti. So via, Margherita è un nome così regale. Pirandello è un nome così teatrale. Sia cortese e non insista. È tutto così assurdo. Cos'è pirandelliano? Eccoci qua. Quello che vediamo è il palcoscenico. Di noi c'è l'arco sonoro. Questo arco sonoro visivamente inquadra, incornicia la scena. La nostra voce al pubblico. Esiste infatti un punto che generalmente corrisponde con 1,5 metri, 2 metri dello spazio, più o meno questo, in cui anche bisbigliando io vengo sentito, perché il mio suono viene lanciato verso la platea. Poi c'è il loggione, che è quello in cui si vendevano in qualche modo i posti al popolo, perché dovete sapere che anche l'opera lirica, quando si andava... Mi hanno messo con le spalle al muro, sono stato assassinato, sono solo un povero padre di famiglia e mi hanno cacciato via dal banco dove ero scapolare con la scusa di iettatore. Fiera del Rosario a Raffadali con una mostra zootecnica, il servizio di Margherita Trupiano. La prima domenica di ottobre per Raffadali è festa, è un appuntamento che si rinnova a il tradizionale mercato legato all'allevamento e all'agricoltura che richiama numerosi visitatori anche dai paesi vicini. Dicevamo una tradizione che si rinnova e continua e lo abbiamo chiesto al sindaco. È una tradizione che continua, cerchiamo ogni anno di migliorarla, c'è un richiamo di tutte le persone dei paesi vicini che ormai l'hanno come una data stabilita per andare a vedere gli animali, per vendere gli animali e cerchiamo ogni anno di avere sempre una migliore offerta al fine di attirare molte persone per venire a comprare. Credo che ormai sono rimaste poche le fiere in cui avvengono queste transazioni commerciali di animali, quindi essendo rimaste in poche, quelle poche che ci sono portano molte persone a parteciparvi perché è sempre un mercato corrente, quello della zootecnia, quelle di persone che più comprano un animale per uso familiare, non per commercializzarlo. Quelle sono le grandi fiere che attirano i grandi agricoltori nel settore della zootecnia, però dico porta ogni anno centinaia, per non dire migliaia di persone dei paesi vicini a frequentarla ed acquistare tutto ciò che serve per l'agricoltura, non solo gli animali, perché ci sono molte persone che vengono da fuori e vengono a esporre quelle che sono le attrezzature nel campo agricolo. In questo momento ci avviciniamo alla raccolta delle olive, quindi c'è molta persone che vengono qui per comprare tutto ciò che serve per la raccolta delle olive. Un bilancio sul Fastuca Fest che si è concluso da poco, com'è andato? Benissimo, è andata benissimo, ogni anno, l'anno prossimo aumenteremo sicuramente il percorso del gusto, perché ogni anno arrivano sempre
maggiori persone mettono in difficoltà l'organizzazione. Quindi noi ogni anno dobbiamo rivederla, migliorarla e anche lì cercare di portare novità, perché sono le novità quelle che attirano le persone. Seconda edizione a Racalmuto del Fuazza Festival, con al centro la ristorazione. Arturo Cantella. A Racalmuto l'inaugurazione del secondo edizione di Fuazza Festival, un momento anche di aggregazione, di festa per la città. Sì, le manifestazioni della promozione enogastronomica della città stanno continuando grazie anche all'impegno dell'associazione Food e Beverage con tutti gli associati ed in testa il presidente Sergio Schillaci. Ormai è una tradizione quella di organizzare delle manifestazioni di street food e di promozione enogastronomica che insieme alle attività culturali rappresentano l'aggregato per un progetto turistico di rilancio della nostra città. Siamo molto contenti, c'è parecchia gente, diciamo, la popolazione sta apprezzando queste iniziative che sono davvero molto importanti e dobbiamo dire che Racalmuto offre davvero uno spaccato significativo di prelibatezze enogastronomiche che vediamo e sono molto apprezzate dai cittadini. Ci sono anche momenti culturali come quello che si svolgerà domenica con una tavola rotonda? Assolutamente sì, perché le iniziative che abbiamo svolto durante quest'estate sono state iniziative culturali, sportive, ricreative, di solidarietà sociale, perché abbiamo pensato anche ai diversamente abili, agli anziani. Proprio domani c'è una gita che parte per l'attività di Piazza Armerina, Enna, e così abbiamo cercato di fare un progetto vero e proprio di rilancio turistico-culturale ed enogastronomico della nostra città. In mente altre iniziative, lei ha detto poco fa nel suo discorso? Assolutamente sì, abbiamo in collaborazione, grazie anche alle attività e alla disponibilità del sindaco d'Agrigento, del Teatro Pirandello e del direttore artistico Francesco Bellomo, avremo delle rappresentazioni teatrali molto importanti. Infatti avremo qua Pippo Pattavina, Michele Placido, il piccolo teatro pirandelliano, insomma uno spaccato di attività davvero molto importante che, mettendolo insieme a quello che sta organizzando il Comune, la Fondazione Nardo Sciascia, avremo davvero un cartellone teatrale di grande livello. Col taglio del nastro è partita la seconda edizione del Fuazza Festival, un'iniziativa, come stiamo vedendo anche dalle immagini, molto ben accolta dalla gente, dai turisti che arrivano a Racalmuto. Sì, siamo felicissimi, la seconda edizione del Fuazza Fest qui a Racalmuto 2024, è un grande evento che va a completare quella che è la stagione eventi dell'associazione che ho l'onore di rappresentare, la Food and Beverage di Racalmuto, che in tanti anni, da 4 anni a questa parte, sta portando avanti questo progetto di sviluppo del territorio legato al turismo enogastronomico, al territorio e alle grandi qualità che esprime questo settore che è il nostro, quello della ristorazione, come diceva il sindaco, stiamo puntando tutti su questo per far conoscere la nostra città e quello che produciamo qui sul luogo. Sono tutte cose particolari che appartengono alla nostra tradizione, come la Fuazza di Racalmuto, un prodotto che viene realizzato con farine del territorio, di grano duro, poi con acciughe, olive, insomma qualcosa di particolare, origano fresco del territorio che viene prodotto dai nostri produttori. Cerchiamo di legare un po' quello che è il prodotto a quello che viene realizzato dai nostri produttori del luogo. Quindi, come vedete, è un tutt'uno che va a valorizzare quello che è la nostra città. Un programma ricco e intenso, da 2 giorni, che vede anche la pista acrobatica, spazi per bambini, ma anche un dibattito sul tema. Sì, abbiamo come sempre negli altri eventi che realizziamo a spazio legato un po' all'intrattenimento e anche, diciamo, far conoscere ai bambini quello che è il prodotto, che è nello specifico la Fuazza, perché è un prodotto che va fatto conoscere ai bambini. Infatti abbiamo uno spazio sopra nel Fuazza Village dove andiamo a fare lo show cooking, facciamo fare gli impasti ai bambini, a realizzare il prodotto, poi a degustarlo, a conoscerlo, e quindi, diciamo, questo è uno spazio poi che viene seguito dall'intrattenimento. Stasera abbiamo la nazionale italiana di pizza acrobatica, che già per il secondo anno consecutivo sono qui con noi a Racalmuto, siamo felicissimi.
E poi a seguire ci sarà lo spettacolo di illusionismo estremo che sarà realizzato da Christian Carapezza, un grande professionista di fama nazionale e internazionale, è stato nei maggiori canali televisivi nazionali, insomma un qualcosa di particolare che va ad arricchire quello che è l'evento e che la gente viene e realizziamo insieme. Perché Fuazza e non pizza? La Fuazza è una pizza. La Fuazza ha una storia antichissima legata ai Romani, perché la Fuazza nasce tipo come una focaccia all'inizio. Poi quando arriva il pomodoro dalla Spagna, dall'estero, insomma tutti i vari prodotti, e viene poi realizzata in questa maniera fino ai giorni d'oggi, perché ha il pecorino siciliano, insomma tutto prodotto tipico del luogo, e la Fuazza esprime tutte queste cose particolari, diciamo. Abbiamo un team che si chiama il team tricolore pizzaiolo acrobatici, con Carmelo Guarnera che ce ne fa pure parte. Siamo qui grazie ai forni del Saraceno che mi ha presentato a Sergio l'anno scorso, ed è il secondo anno che siamo qua. Io sono abbastanza impegnato perché non potevo venire, però essendo siciliano con la pizzeria a Milano e a Porto sono venuto, perché io già domani sera sono a Firenze, lunedì sono a Longarone, venerdì sono a Varese, ieri ero a fare una scuola, per cui siamo molto impegnati come team e ci faceva piacere venire qui perché io sono di Messina originario e mi faceva piacere per la Sicilia, e anche perché io collaboro tanto con i forni del Saraceno, che è a Ravanusa, che praticamente sono dei forni che sono praticamente portano il nome della Sicilia, dei forni a legna elettrici, gas e girevole, che sono uno dei migliori, per cui è anche un merito nostro della Sicilia che cerchiamo di portare i nostri prodotti e le attrezzature. Conosciuto in primis come pizzaiolo showman, perché faccio canzoni mie ma anche parodie della pizza e giro spesso nell'Europa, che piacciono molto le nostre canzoni italiane. Poi in più sono anche giudice di gare, campionati mondiali e internazionali, e faccio parte, sono anche istruttore del delegato Sicilia del movimento pizzaioli italiani, di cui il 22 e il 23 sono anche impegnato insieme a Paolino, amico mio fratello, alla 23esima edizione di questo campionato mondiale di pizza piccante dal nostro presidente, Francesco Matellicani. Oggi siamo qui a Racalmuto, sono onorato di essere ospite da Sergio, da Paolino, è la prima volta che vengo e sono veramente entusiasta di questa bellissima manifestazione, perché giro e conosco, perché anche io sono un organizzatore. Io poi faremo delle pizze anche ai bambini eccetera, e poi saremo sul palco in cui faremo anche le canzoni della pizza, lasciando tutti in allegria. Di cuore, con più donne sempre più onore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, e il pizzaiolo prende la sua via. Buongiorno Dio, insieme lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la mia pizza in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono siciliano, un pizzaiolo vero. E adesso linea alla regia per la pausa pubblicitaria. Torniamo tra poco. Al Teatro Regina Margherita di Racalmuto si terrà il Festival Pirandelliano 2024 con Michele Placido e i premi Montalbano e Caos. Margherita Trupiano. Importante appuntamento giovedì alle 21 del 10 ottobre al Teatro Regina Margherita di Racalmuto con la serata I volti e le maschere di Pirandello. Sarà un momento unico nel cuore del Festival Pirandelliano, che celebrerà il grande drammaturgo siciliano attraverso un programma d'eccezione. L'evento sarà suddiviso in due parti. Nella prima andrà in scena lo spettacolo L'uomo dal fiore in bocca, interpretato dall'acclamato attore e regista Michele Placido, che darà vita ad uno dei capolavori di Luigi Pirandello
esplorandone le tematiche della vita, della morte, dell'identità che caratterizzano l'opera del maestro. Nella seconda parte avrà luogo la cerimonia di premiazione con l'assegnazione di 2 prestigiosi riconoscimenti: il premio Caos e il premio Pippo Montalbano. Giunti alla 15ª edizione, questi 2 premi sono indissolubilmente legati alla settimana pirandelliana, di cui Pippo Montalbano è stato uno dei principali artefici e promotori. I vincitori del premio Caos, dedicato alla celebrazione di figure artistiche e culturali che si sono distinte nella diffusione e promozione dell'opera pirandelliana, verranno svelati direttamente durante lo spettacolo. Il premio Montalbano invece è stato anche quest'anno assegnato a figure che hanno contribuito a mantenere vivo l'impegno del compianto attore siciliano nel teatro e nella cultura. In particolare, dopo la consegna in anteprima del riconoscimento all'attore agrigentino Gianfranco Iannuzzo, avvenuta lo scorso 30 di agosto nell'esclusivo scenario del Teatro dell'Efebo di Agrigento, il premio Montalbano sarà attribuito all'attore e regista Michele Placido, allo scrittore e saggista Salvatore Indelicato, all'imprenditrice Gabriella Cucchiara e al regista, scultore e pittore agrigentino Silvio Benedetto. Questo festival non sarà solo una celebrazione delle opere teatrali e letterarie di Pirandello, ma sarà propedeutico al film inedito Eterno Visionario, diretto da Michele Placido, che uscirà nelle sale il 7 di novembre ed esplorerà aspetti meno noti della biografia di Pirandello, concentrandosi sul suo percorso umano, il rapporto con la famiglia e le sue radici agrigentine. E siamo allo sport calcio. Akragas sconfitta in casa, ce ne parla Carmelo Lentini e poi ascoltiamo l'intervista all'allenatore Pino Rigoli. Ancora una sconfitta per l'Akragas, la 4ª stagionale e la prima dell'era Rigoli, su un campo dove i padroni di casa non avevano mai ancora assaporato la prima vittoria casalinga. Una gara per certi aspetti strana, equilibrata e decisa freddamente dagli 11 metri da Aperi al 53esimo per un presunto fallo in area akragantina. 9 G ad Akragas si sono presentati in campo molto guardinghe, con qualche sortita in contropiedi. Primo tempo privo di emozioni, con alcune azioni degne di nota, con tiri finali però fuori misura, di Calafiore, Grillo, Aperi, lo fase su punizione, mentre al 42esimo un assolo di Calafiore a tu per tu con il portiere ospite Dregan tira alto. Ad inizio ripresa Pino Rigoli cambia lo faso con Meola, mentre Di Gaetano effettua un paio di sostituzioni per dare maggiore impulso alla prima linea. E così al 53esimo arriva il gol vittoria di Aperi. Tutto scaturisce da un atterramento del velocissimo Calafiore che si incugna in area avversaria e viene atterrato. Dagli 11 metri Aperi supera il portiere Dregan. L'Akragas tenta di reagire con Grillo al 66esimo e al 75esimo con un tiro che si alza un po' troppo la traversa. Al 67esimo occasionissima per l'Akragas con Da Silva che da posizione ravvicinata di testa non riesce a realizzare il gol del pari. Risponde la 9GA con di piedi e all'84esimo di testa, ma il portiere Dregan si supera ed evita la seconda marcatura. Dopo 5 minuti di recupero si concludono le ostilità. Akragas che ritorna in ultima posizione, mentre la nuova Igeda si gode il 4º posto in classifica generale. Ed ora la dichiarazione di mister Pino Rigoli a conclusione di questo match sfortunato. Guarda, è stata una gara di equilibrio dove l'episodio ha spezzato quell'equilibrio, quindi chi vince ha ragione e quindi noi sapevamo che non avevamo risolto tutti i nostri problemi, sicuramente ce ne abbiamo tanti di problemi che dobbiamo cercare di risolvere
E oggi era una partita che doveva dare continuità alla partita di domenica scorsa contro la San Cataldese e francamente sotto l'aspetto dell'atteggiamento sicuramente abbiamo fatto qualche passo indietro e quindi dobbiamo un po' rivedere quelle che sono state delle situazioni che abbiamo fatto in settimana e quindi dobbiamo cercare di riprenderci perché domenica abbiamo una partita in casa importante, ma non importante perché arriva la squadra che ospitiamo, che è la Scafatese, ma è importante perché sicuramente abbiamo una classifica deficitaria e dobbiamo cercare di rimetterci in linea con quelli che sono il nostro obiettivo, che è quello di salvarci. Avete preparato la partita con un atteggiamento all'inizio, sembravate più spavaldi, poi vi siete un po' chiusi nella seconda parte del primo tempo, era questa la partita che avevate preparato? Ho preparato una partita in funzione delle nostre caratteristiche e delle caratteristiche delle GA Virtus. Devo dire che la partita secondo me poteva durare fino a domani se non c'era quell'episodio del rigore secondo me molto ma molto dubbio dove l'arbitro è stato molto magnanime, però se l'arbitro l'ha fischiato vuol dire che ha ritenuto giusto dare il calcio di rigore, magari lo rivedrò e magari mi cambierò idea, ma io ero a pochi metri e mi è sembrato uno spalla a spalla che anche Calafiore mi ha detto che il calcio di rigore non esiste, però dico, alla fine chi vince ha ragione. Ha avuto un'occasione importante dopo l'1-0, peccato perché poteva essere davvero anche lì l'occasione per cambiare il finale di questa gara. Sì, abbiamo avuto una palla con Rechichi che non l'abbiamo sfruttato bene, ma devo dire che all'inizio del primo tempo abbiamo creato qualche situazione che se i miei giocatori magari invece di entrare in porta con la palla avessero tirato, possibilmente c'è il portiere che para, attenzione, però possibilmente il tiro della domenica e facciamo gol, cosa che non è successa. Grazie. Ancora calcio e ancora Carmelo Lentini. A seguire Giuseppe Moscato sulla sconfitta della Castrum Favara. Questa quinta di andata del campionato di Serie D Girone I ha registrato delle sorprese. La Nisse spugna il difficile campo dell'Ocri grazie alle reti di Maltese e Riccardo Rotulo, mentre Licata cede a Ragusa con un 3-0, con il Città di Acireale in vantaggio al Granillo di Reggio Calabria a causa di un infortunio occorso all'arbitro. La gara viene sospesa e rinviata a data da destinarsi. Siracusa vince a Pompei, mentre il Castrum Favara cede tra le mura amiche con la Vibonese per 2-1 con una doppietta di Cardinale. Pesante sconfitta anche per l'Enna, 4-0 a Sant'Agata di Militello, mentre cede, come detto prima, sul rigore l'Agregas, che ritorna in ultima posizione e da sola. Domenica prossima arriva all'Esseneto la capolista Scafatese per un'altra domenica, tutta da vivere intensamente sugli spalti. Ma vediamo i risultati. Locri Nissa 0-2, Novegea Virtus Agregas 1-0, Pompeo Siracusa 0-2, Ragusa Licata 3-0, Regina Città di Acireale 0-1, ma sospesa e rinviata per infortunio all'arbitro. 2-2 finisce la gara San Cataldese San Biase, mentre la Scafatese ha superato il Paterno con 2-0. Castrum Vibonese 1-2, Città di Sant'Agata Enna 4-0. Ancora una sconfitta, la terza in campionato e la seconda consecutiva per la Castrum Favara, che cede l'intera posta della quinta giornata del campionato nazionale di Serie D alla Vibonese. Ai ragazzi di mister Infantino non sono bastati l'impegno e la voglia di riscatto dopo l'immeritata sconfitta di Licata. Troppo leggero il loro peso in avanti, pochissime le azioni di gol imbastite ed alla fine hanno dovuto cedere l'intera posta alla Vibonese ed incassare anche il disappunto di alcuni tifosi delusi dalla loro prestazione. Un pareggio forse sarebbe stato il risultato più giusto, ma i calabri ci hanno creduto fino alla fine e dopo un primo tempo di chiara marca favarese si sono aggiudicati l'incontro. 2-1 il risultato finale grazie alla doppietta di Cardinale. Per il Favara c'è stato l'Eurogol di Palermo che aveva alimentato le speranze di riagguantare il risultato.
La Vibonese, soprattutto nel secondo tempo, ha sfruttato in pieno le occasioni che è riuscita a creare, mentre la compagine favarese non ha concretizzato le sue occasioni, poche per la verità, avute con Vaccaro, Lappiana e Avanzato, non certo incisive per impensierire la difesa calabra. Castrum Favara che perde anche Cannino e Avanzato per infortunio, che vanno ad aggiungersi agli altri infortunati Mirabelli e Baglione e allo squalificato Romero. Assenze pesantissime in vista del prosieguo del campionato che appare adesso tutto in ripida salita. Ma ecco le interviste di fine gara. Abbiamo prodotto tanto, è un peccato perché la squadra si è espressa in un modo importante, sapevamo che non potevamo sbagliare nulla contro una squadra che rispetto a noi ha altri obiettivi, è stato costruito per altri obiettivi, stiamo facendo la partita perfetta, credo che abbiamo avuto predominio territoriale, abbiamo attaccato, l'abbiamo tenuto sempre lontani, abbiamo fatto l'errore del primo, mettere la palla fuori, l'arbitro magari non ci ha fischiato a favore del nostro difensore, però hanno cercato di fare una partita importante, l'hanno fatta, dispiace perché ogni partita noi perdiamo un difensore, ne abbiamo persi 2 oggi, credo che ai ragazzi non posso rimproverare nulla, hanno dato tutto quello che avevano, sicuramente abbiamo prodotto tanto e abbiamo concluso poco, sotto questo aspetto questo magari c'è tanto da fare, ma lo sapevamo anche di affrontare una squadra che è importante e, come ho detto prima, non si poteva sbagliare nulla. Il secondo gol è stato, abbiamo messo l'attaccante sugli esterni per cercare il pareggio, hanno fatto il 2-1, poi c'è stato l'Eurogol di Palermo che ci ha dato una speranza negli ultimi minuti, abbiamo messo tutti gli attaccanti che avevamo a disposizione, però non ci siamo riusciti. Però io quando dico ai ragazzi dobbiamo dare tutto, dobbiamo uscire sempre dal campo con la maglia sudata, a testa alta, non ci dobbiamo vergognare di nulla, perché questa parola a me non piace, perché vergognatevi non è una parola che rispecchia questo gruppo, non ha mai rubato nulla a nessuno, abbiamo fatto sempre il nostro mestiere e continueremo a farlo perché noi crediamo in questo gruppo e crediamo nel nostro obiettivo che è la salvezza. Se qualcuno si è messo qualcosa in testa, che è un campionato sofferto, un campionato difficile, un campionato che ogni domenica ci sarà da soffrire, ci sarà da lottare. Che cos'è che non è andato in campo oggi? Io credo che il problema diventa adesso la paura di giocare la palla, riusciamo a esprimere il miglior gioco quando mettiamo palla a terra, se giochiamo con queste palle lunghe, visto le caratteristiche tecniche della squadra, andiamo in difficoltà. Una difficoltà che è soprattutto in avanti nell'arrivare in rete. Sì, abbiamo 2 attaccanti che sono arrivati un po' in ritardo di preparazione, infatti nel secondo tempo quando il mister gli ha dato quei minuti che c'ha le gambe, si è riusciti ad arrivare a fare qualcosa di pericoloso, ma niente di più, perché devo essere sincero, non abbiamo mai tirato in porta. È soltanto la quinta partita di campionato, sicuramente nulla è compromesso. No, non è compromesso niente, però è giusto che fare delle riflessioni, perché non si può continuare in questo senso, perché dobbiamo costruire la nostra salvezza soprattutto in casa, considerato pure le squadre che ci sono, che verranno qui, bisogna capire se dobbiamo intervenire su qualcosa o dobbiamo continuare su questa scia. E tuo il bel gol della Favara non è bastato, peccato. Sì, purtroppo è andato così, per ora è un periodo dove ogni errore lo paghiamo, quindi dobbiamo stare sicuramente più attenti, ma penso che dobbiamo continuare in questo modo, dobbiamo continuare ad allenarci e magari ci girerà bene. Sicuramente la partita vista dalla tribuna è diversa da chi la vede e da chi la vive in campo.
Che partita hai vissuto? Diciamo che secondo me sia Licata, sia Cireale, sia questa partita stiamo facendo delle belle prestazioni, però a parer mio stiamo raccogliendo troppi pochi punti. Mister, 3 punti conquistati a Favara sarà un bel ritorno in terra calabra. Sì, sono d'accordo, ma 3 punti conquistati con grande sofferenza. Faccio i complimenti alla mia squadra. Avevamo preparato una partita e ne abbiamo trovata un'altra. Venire qui a Favara e giocare contro il Favara non è facile. Una squadra che attacca con tanti giocatori, che allunga la squadra, devi stare dentro nella partita. E il primo tempo, sinceramente, anche se abbiamo avuto forse 2 o 3 situazioni per poter magari creare più problemi al Favara, non siamo stati troppo puliti nelle conclusioni. Poi il secondo tempo, con qualche spazio in più, la partita è cambiata. È cambiata in vostro favore, un po' più incisivi, Favara forse un po', non dico sprecona, ma a un passo dalla rete. Sì, però il Favara il primo tempo penso che abbia speso molto ed è chiaro che magari alla lunga tu questo lo possa pagare, possa concedere qualche spazio. Noi siamo stati bravi a soffrire in questa situazione qui e poi abbiamo avuto quelle 2 ripartenze dove siamo riusciti a sbloccare la partita, ma poi ahimè con un tiro in porta da 20 metri, un gran gol, siamo di nuovo andati in sofferenza. Devo essere sincero, poi non ho visto cross separate, a parte qualche cross da parte del Favara, grosse parate da parte degli pronti. E con lo sport si conclude il nostro telegiornale. Vi ringraziamo per l'attenzione. Arrivederci.